Sorriso anche questa sera come dopo Empoli, le chiedo le sensazioni, se riesce a strapparsi qualche sorriso, magari soprattutto per il primo tempo. Ma direi anche il secondo, ho giocato in una fase difensiva giusta e poi in questo momento le cose vanno così. Stasera ragazzi non la rimproverò assolutamente niente, mentre con l'Empoli abbiamo fatto una partita un po' frenetica, ad Udine direi, diciamo che in questo momento qui ci condizionano un po' sicuramente gli errori, poi bisogna migliorare sotto l'aspetto tecnico perché il secondo tempo un po' per la stanchezza, un po' per l'imprecisione abbiamo perso un po' troppi palloni, poi a un certo punto abbiamo ripreso la gara in mano, quindi c'è solo da continuare a lavorare. Stasera la squadra ha fatto anche una prova di carattere perché credo che Szczęsny, nonostante che Napoli abbia fatto una bella partita, però direi che ha parato poco e niente. E siamo, sì, quando nel calcio non vinci devi solamente star zitto, lavorare. L'importante è cercare la prima vittoria. A martedì abbiamo subito una possibilità della Champions e cercheremo di portare a casa la vittoria per almeno nella Champions iniziare nel miglior modo possibile. Poi le cose con una vittoria si vedono tutto in modo diverso. Gli episodi l'hanno chiaramente condizionata, no, la partita, ma io chiedo che cosa sono questi episodi? Come a Udine, è sfortuna, è legge di Murphy che quando deve andare storta va storta? Lei ha una risposta, si dà una risposta? Non ho la sfera di vetro, però diciamo che in questo momento ogni errore viene pagato a caro prezzo, ma questo fa parte del calcio. Ci saranno dei momenti in cui le cose ci andranno meglio, però l'importante è continuare a lavorare. Stasera ragazzi hanno fatto veramente una buona partita. Il primo tempo forse bisognava essere più lucidi nel cercare il 2-0, abbiamo sbagliato molto vicino all'area e dopo poi l'episodio sfavorevole ti cambia l'inizio della partita. Nonostante quello abbiamo avuto un po' di difficoltà dopo 1-1 e poi dopo abbiamo preso anche questo gol sul calcio d'angolo. Alla fine avevo chiesto il cambio prima del primo gol, un attimo prima per fermare il gioco, avevo preso il gol. Non volevo fare il cambio sul secondo, invece l'ho fatta e quindi a volte ci sono le cose, però ci sono anche tante cose positive da parte dei ragazzi. Diletto. È vero, è stata una partita condizionata dagli errori da entrambe le parti. Riccardo Montolivo? Ciao mister. Ciao Riccardo. No, credo che, come hai detto tu, le cose positive ci siano, grande spirito, un'ottima fase difensiva. Nel primo tempo siete anche ripartiti con con qualità, giocate tra le linee con Kulusevski, 1-2 cambio gioco, quindi le opportunità per fare anche il secondo gol c'erano. Dal punto di vista psicologico forse ancora fragile la squadra, ci sta in questo momento, siete anche in totale emergenza. Preso il gol, non è riuscita a cambiare l'atteggiamento per riprovare a essere propositivi. Preso il gol, ci siamo messi con uno in più a costruire di dietro, abbiamo preso un po' la partita in mano, c'è stato un momento, poi dopo è normale che se nella tre quarti sbagli anche delle palle facili, dopo ti ripartono, poi il Napoli era un buon momento, però stasera credo sicuramente ho trovato la squadra che ha fatto un passo in avanti da gigante, perché che giocare a Napoli non è semplice e i ragazzi hanno fatto tutto quello che c'era da fare, poi dopo la palla è così, ci sono i momenti della stagione in cui entra, dei momenti della stagione in cui magari va fuori o non facciamo meno errori. Ma Massimiliano, a proposito di aspetto psicologico, forse bisognerà prendersi un po' cura di Szczęsny in queste prossime settimane? Ma no, non bisogna prendersi, anche perché Szczęsny è un gran portiere, sarà lui il portiere titolare della Juventus, aveva fatto delle buone partite prima di questa. E stasera ha fatto una buona partita anche perché non era stato impegnato, poi c'è stato, direi, questa palla che gli è sfuggita, martedì sarà di nuovo in porta e deve far bene. Federico Balzaretti? No, l'analisi è quella, è la stessa sensazione che abbiamo avuto noi di una Juventus rispetto a Empoli più squadra che si porta a casa delle cose positive. Il discorso è mister legato ai cambi, a se potevi fare qualche cosa in più nel secondo tempo, quando ti sei accorto che, perché come ha detto giustamente Ricky, il primo tempo Kulusevski l'avevi preparata benissimo tra le linee, Bernardeschi l'ha dato un'ampiezza, anche nel secondo tempo invece Spalletti ha cambiato il sistema, Mario Rul più alto, ha abbassato molto Bernardeschi. Se, ripeto, tatticamente avevi pensato a fare qualcosa di diverso, perché a un certo punto non riuscivate veramente più a uscire? Ma no, forse bisognava avere un po' più di palleggio, costruire subito a 3 per avere superiorità numerica, poi
in panchina avevo 2 difensori, avevo 3 ragazzi, avevo solo Ken da mettere dentro e Ramsey che si è allenato solamente ieri, infatti è stata una sorpresa poterlo portare perché il programma era che doveva entrare la prossima settimana, poi visto che ieri stava abbastanza bene ho preferito portarlo. Non ti sei fidato di metterlo davanti alla difesa stasera, anche se l'hai provato poi tutto il campionato, giusto? Ma no, mancava un quarto d'ora, in quel momento lì c'era bisogno più di palleggio, perché c'avevo un po' di giocatori stanchi, Pellegrini era 6 mesi che non giocava una partita, sapevo che più di 50 minuti, De Sciglio ha giocato tutta la partita, comunque aveva un flessore che non stava bene, quindi bisogna accettare, bisogna continuare a lavorare sapendo che il campionato è lungo e sapendo che bisogna fare una bella rincorsa, soprattutto per entrare nelle prime 4 e riavvicinarsi alla zona che conta. Massimo Ambrosini. No, arrivare alla fine intanto mister ciao, è complicato perché avete detto tutto. Non so in ottica futuro, adesso parlavi di quarto posto, adesso non voglio azzardare qualcosa, ma insomma guardare davanti qualcosa di difficile in questo momento, ti preoccupa tanto la distanza che hai già accumulato dal Napoli e potresti avere nei confronti delle altre squadre per pensare che questa squadra possa essere così ambiziosa? Cos'è che ti passa per la testa adesso in un momento così complicato? Momenti complicati non passano neanche di peggio, ti devo dire la verità, quindi in questo momento la cosa che conta è martedì bisogna fare una bella partita, comunque la partita di Champions vincere non è facile e poi affronteremo il Milan domenica, abbiamo tanti scontri diretti, il campionato è lungo, quelli davanti non è che potranno vincere sempre, quindi bisogna stare piano piano lì, tanto a cercare di fare una vittoria. Dispiace perché stasera la partita era andata per il verso giusto, poi abbiamo subito 5 gol, direi, e credo che ce ne siamo fatti un po' per conto nostro.